Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, lunedì 15 ottobre 2018, replay, e noi ci siamo sempre, nonostante la Serie B abbia avuto un turno di riposo, non si è giocato ieri in Serie B, si è giocato invece in Serie C. Per quanto riguarda il Catanzaro, poi vedremo naturalmente gli highlights delle calabresi. Ha battuto la Paganese per 4-0, è stato invece sconfitto il Rende, terza sconfitta consecutiva in campionato, dal Potenza per 2-0, mentre la Vibonese ha battuto per 2-0 a Luigi Razza la Cavese. Si sta giocando in questi momenti a Lorenzon di Rende, campo neutro, la gara tra la Regina ed il Siracusa. Poi avremo qualche intervento telefonico con il nostro collega di Gazzetta del Sud, Vittorio Scarpelli, che ci darà in diretta appunto il risultato di questa partita. E si tornerà in campo già domani, martedì, il famoso spezzatino, perché la Serie C è partita in ritardo, e vi dico subito che il Rende giocherà giovedì a Siracusa alle 18:30, mentre il Catanzaro e la Vibonese giocheranno domani, martedì. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questo pomeriggio a replay: l'ex team manager del Cosenza Calcio, del Crotone, della Salernitana, che più ne ha più ne metta, Eugenio Caligiuri. Buonasera dell'invito e ringrazio tutti. Grazie a te Eugenio per averlo accettato il nostro invito. Grazie al nostro amico Antonio Clausi di Cosenza Channel. Salve a tutti. E poi vi presento un centrocampista. Io l'ho visto giocare qualche partita, la prima contro il Catanzaro, ho visto anche gli highlights delle altre partite. Gioca nel Rende, è un ragazzo nigeriano e si chiama Teofilius Agua. Eccolo qua, grazie. Buonasera. Thank you. Grazie. You speak Italian? Yes. Ok, allora lui capisce un po' l'italiano, eccetera, cercheremo di farlo parlare e naturalmente parliamo piano piano, così mi hanno raccomandato gli amici dell'ufficio stampa di Rende. A proposito salutiamo Francesco Pirillo e Carlo Sposato che lo ha accompagnato, e io direi di andare a vedere immediatamente quelli che sono stati i risultati della Serie C. Andiamo subito a vedere quello che è successo in questa sesta giornata. Casertana-Catania 1-1, vinceva il Catania per 1-0, e poi, caro Eugenio, sui titoli di coda Floro Flores, ha segnato Floro Flores, che è un lusso per la categoria, per la Casertana. A Matera la Virtus Francavilla ha battuto il Matera per 2-1, poi il Catanzaro, come dicevo, 4-0 si è imposto a Pagani, poi Regina Siracusa si sta giocando in questi minuti. A Rende il Potenza ha battuto il Rende per 2-0, poi abbiamo un'altra vittoria in trasferta, il Rieti ha battuto la Sicola Leonzio per 1-0, Trapani Bisceglie 1-0, dicevamo della vittoria della Vibonese sulla Cavese per 2-0, e Viterbese Monopoli non si è giocata perché sappiamo tutti che la Viterbese ha in atto un braccio di ferro con la FIGC, con la Lega di Serie C. Magari arriveremo a Natale, ancora la Viterbese non giocherà le sue partite, caro Eugenio. A proposito, come inquadri questo discorso a volo di quello che è successo quest'estate e che sta continuando anche con l'Entella? Mi sembra veramente una soppopera, o no? Guarda Franco, questo è veramente, lascia veramente l'amaro in bocca, perché non è possibile che la Viterbese, arriviamo alla quinta, alla settima giornata, non gioca una partita, perché il Presidente impone che questo non è il suo girone. Poi non è possibile che ancora all'Entella non gioca nessuno, perché non sa se deve giocare in Serie B. Quando è così, la domanda sta ai tifosi: che campionati ci dobbiamo aspettare? Antonio, allora il 23 mi sembra che ci sia praticamente la resa dei conti. Insomma, dovrebbe essere la resa dei conti il 23 di ottobre, addirittura. Oggi ne abbiamo 15, figuriamoci. Ma guarda, io credo che ormai l'Entella, società fantasma, si sono autodefiniti loro, ed è vero a questo punto, perché comunque vivono una sorta di limbo, a metà strada tra la B e la C, non sanno che cosa fare. È una vergogna, permettimi questo termine un po' forte, però io non riesco a qualificare in maniera differente quanto è accaduto in generale quest'estate, ma soprattutto all'Entella. Cioè, tenuti in bilico, sospesa, senza risposte certe. È uno scaricabarili, anzi è stato uno scaricabarili continuo tra CONI e FIGC. CONI e FIGC, fin quando poi chiaramente il governo non ha detto che
la competenza era chiaramente della FIGC. Solo ed esclusivamente FIGC e del TAR del Lazio, almeno così ha detto Giorgetti, il sottosegretario, certo. Dal prossimo anno solo ed esclusivamente il TAR del Lazio. A naso, Franco, a naso. 30 secondi perché andiamo a vedere la classifica, perché poi ci deve lasciare a guardia. Il 23 ottobre io credo che sia difficile che la Entella possa essere reintegrata in Serie B. Però, mancano 8 giorni. Sì, però no, ma non solo perché mancano 8 giorni, ma proprio perché è il 23 ottobre, Franco. Sì, sì. Cioè, un altro po' è Natale, dai, non scherziamo. Allora, andiamo a vedere la classifica generale. Enzo Leonetti in regia e poi abbiamo Mario Scarpelli che guida la camera. Grazie ad entrambi, a Luca Chito alla messa in onda. E vediamo un attimino la classifica generale, Giuseppe Costanzo che salutiamo. Allora, abbiamo in testa alla classifica il Trapani con 16 punti, Juve Stabia al secondo posto con 12, la Casertana con 10, poi il Catanzaro con 9 insieme al Rende, comunque sempre in zona playoff, Catania 7, poi abbiamo un bel po' di squadre a 7 punti, Bisceglie, con la Leonzio, Rieti, Vibonese che ha fatto un bel salto in avanti dopo la vittoria sulla Cavese, poi a 6 punti abbiamo la Virtus Francavilla, a 5 punti Monopoli, Cavese, poi ancora il Potenza, a 3 punti abbiamo Siracusa, Matera e Regina, Paganese 1 e Viterbese 0, ricordo che Regina e Siracusa stanno giocando. E allora, parliamo un attimino, se mi inquadrate, andiamo a parlare con Agua, che Agua, ripeto, è un centrocampista e tu praticamente vieni dalla scuola dell'Inter? Sì. E sei venuto in Italia e sei stato trasferito dall'Inter in quale squadra? Dallo Spezia sono venuto in Italia, sono tesserato subito dallo Spezia Calcio, poi mi hanno mandato in prestito all'Inter. E l'anno scorso invece tu hai giocato con la Juve Stabia? Sì, da agosto fino a dicembre. Quindi da agosto a dicembre hai giocato con la Juve Stabia. Mi sembra che tu abbia già esordito in Serie B, giusto? Sì, l'ho fatto l'esordio l'anno scorso contro la Provecelli. Mi pare che hai segnato anche un gol. Sì, è stata una bella emozione segnare al mio esordio in Serie B. Senti un po', che tipo di centrocampista è Agua? Tu giochi mezzala, mediano, non ti piace giocare davanti alla difesa? Il tuo ruolo è, diciamo, quello che ti piace fare in mezzo al campo? Sono abituato a giocare come un mediano, però anche il mezzala, io faccio quello che mi chiede l'allenatore. Quindi tu fai quello che ti chiede l'allenatore. E parliamo di questo campionato che vede il Trapani primo in classifica, al secondo posto la Juve Stabia. Voi siete partiti bene con 3 vittorie consecutive e poi in effetti avete infilato 3 sconfitte. Cosa sta succedendo al Rende? Un po' di sfortuna, un po' di inesperienza? Come inquadra Agua questo periodo un po' particolare del Rende? Credo che abbiamo avuto un po' di sfortuna. Perché tutte le partite, non è che abbiamo giocato male, abbiamo fatto sempre bene, giocato meglio delle altre squadre, però alla fine abbiamo perso, quindi credo che non è questione di bravura, ma bisogna avere un po' di fortuna. E non abbiamo fortuna in queste partite che abbiamo perso. Senti, il mio amico Improta, che sicuramente ricorderà, Eugenio Caligiuri, come giocatore ai tempi di Braglia del Catanzaro, poi insomma direttore generale, in un bel po' di società, adesso fa il top manager della Juve Stabia e mi ha detto che ha ricavato una grossa impressione del Rende, nonostante la sconfitta per 2-1. Voi avete perso per un calcio d'angolo. Sì, per un calcio d'angolo. Però avete giocato benissimo lì a Castellammare di Stabia. Eppure sì. La Juve Stabia è seconda in classifica, una squadra che lotta per andare in Serie B. Sì. A Juve Stabia siamo andati lì a fare... Tu eri un ex tra gli altri, sì, no? l'ex, quindi per me era un'altra emozione perché avevo tanta voglia di vincere e anche gli altri, come avevo detto, cioè siamo una squadra affamati, tutti vogliamo fare bene, quindi tutte le partite vogliamo vincere e a Juve Stabia abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per vincere, però alla fine abbiamo perso. Antonio, allora, parliamo di questo Rende, perché in effetti questa sconfitta... Parliamo un attimo di Agua. Se vuoi continuare tranquillamente. Sì, perché, mi fai salutare nel frattempo Alessandro Russo che sarà con noi il lunedì prossimo e poi quando ci lascerà Agua tornerà sempre qui con noi e a replay Aldo Cenamo. Vai. Parliamo di Agua che, viste le sue buone prestazioni, c'è già chi va a vedere da vicino. Sì, sì. E anche dall'altra parte del Campagnano più di una persona, tra cui Braglia, tra cui lo stesso Trinchera, è andata a sbirciare questo centrocampista
di proprietà dello Spezia in più di un'occasione. Giusto per farsi un'idea, se le belle parole spese per Aguà fossero reali, evidentemente lo sono, perché sono tornati a Lorenzo in più di un'occasione. È vero, sono tornati a Lorenzo in più di un'occasione. Quindi E allora io parto da Eugenio Caligiuri per inquadrare questo campionato. Trapani, Juve Stabia, questo rende che è partito bene con Modesto. Tu Modesto quando eri team manager del Cosenza lo hai avuto in giovanissima età, no? È vero, comunque hanno veramente, cominciando dall'allenatore, una squadra di giovani, qui ne abbiamo già certezza. 20 anni. 20 anni, io me lo ricordo di averlo visto già nelle giovanili dell'Inter, ma al di fuori dei risultati che in questo momento, come dice giustamente, non arrivano per casualità, perché il calcio è fatto di episodi, magari altre volte loro hanno fatto un tiro in porta, hanno vinto, adesso magari stanno cercando di farne di più e non riescono ad avere quel pizzico di fortuna. Però io del Rente vorrei solo dire una cosa, hanno un allenatore che sa quello che vuole perché ha più carica dei giocatori in questo momento. Ha una squadra di giovani, perché poi il Rente bisogna anche capire che partecipa a questo campionato. Le sue ambizioni sono quelle sempre di mantenere la categoria, ma perché non far sognare sia un allenatore che penso che giornalmente fa sacrifici, sicuramente conoscendo Modesto so cosa sta attraversando in questo momento, ma dalla sua parte ha una squadra di giovani che lo possono aiutare a sollevarsi subito e credo che domenica possono già ricominciare a dire siamo in rente di quelle di 2 o 3 domeniche prima. Giovedì si giocherà a Siracusa perché è stata spostata la partita alle 18:30, ma c'è uno spezzatino che non si capisce nulla, lo abbiamo detto prima. Domani giocheranno, lo ripeto, che martedì Vibonese e Catanzaro, poi il Rende giocherà giovedì a Siracusa, vero? Qua giovedì giocherete? Sì, giovedì. Allora Antonio, vogliamo inquadrare questo campionato, il Rende in particolare, poi nel frattempo io chiedo in regia ad Enzo Leonetti se ci mette in contatto con Lorenzon di Rende, così andiamo a sentire quello che sta appunto succedendo tra la Regina e il Siracusa. Vai Antonio. No, nonostante queste battute d'arresto, il Rende continua a sciorinare un buon calcio. Magari con il Potenza non si è vista quella brillantezza che aveva caratterizzato le prestazioni iniziali, però le referenze di Modesto e soprattutto gli ammiratori di Modesto numericamente rimangono intatti, anzi l'aver proposto un calcio così interessante fin dalle prime battute della stagione non è cosa da tutti, e il Rende innanzitutto si coccola il proprio allenatore e poi continua con questa politica di pescare giovani interessanti per valorizzarli, una politica che a qualche chilometro di distanza, vale a dire a Crotone, ha portato i rossoblù in Serie A. Del resto c'è il direttore qua, il Rende sta cercando di ripercorrere, di battere nuovamente quel percorso che hanno già segnato a Crotone, chiaramente in piccolo, chiaramente con ambizioni differenti, però al momento gli esiti sono positivi, a prescindere, ribadisco, da queste battute d'arresto. Benissimo, allora ecco, abbiamo forse la telefonata, abbiamo Vittorio Scarpelli, pronto? Pronto, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio. Ti sento benissimo perché so che la partita è a porte chiuse, giusto? Sì, a porte chiuse, è terminato da poco il primo tempo, un primo tempo abbastanza soft, diciamo, anche a livello di ritmi, 0-0 a Lorenzon tra Regina e Siracusa, Franco. Quindi è stata una partita scialba, se vogliamo, finora. Sì, una partita scialba, un po' meglio, se posso, il Siracusa, che ha sfiorato un paio di volte anche il gol ha sfiorato anche la Regina con San Domenico. Sì. Il campo di gioco non è perfetto, non dimentichiamoci che due giorni fa c'è stato il Rende, quindi non poteva essere il Lorenzon al top da questo punto di vista, e sta un po' influendo diciamo, sull'andamento della partita, che ripeto, a prescindere comunque dal terreno di gioco, non mi sembra la migliore che sia andata in scena negli ultimi tempi da queste parti. Vittorio, che succede? Tu che scrivi da un po' su Gazzetta del Sud a questa Regina, problemi con lo stadio, eccetera? Sì, questo commentavamo con qualche collega prima che iniziasse la partita. Dalla Serie A in poi c'è stato un tracollo, sì. Anche la prestazione offerta in questo primo tempo mi fa pensare a una squadra che magari potrà anche ambire alla salvezza, però obiettivamente abbastanza morbida come squadra da incontrare in categoria, anche un
Siracusa normale sta mettendo in difficoltà la squadra di Cevoli. Buone notizie, se vogliamo, anche per il Rende, che dovrà incrociare il Siracusa giovedì. E questo volevo chiederti, perché noi in studio abbiamo Aguà, il centrocampista che tu conosci molto bene, e parlavamo di queste 3 sconfitte del Rende consecutive, dovuto più a inesperienza, un po' di sfortuna, perché la squadra sta giocando bene, forse col Potenza, poi vedremo gli highlights, ci sono state un po' di disattenzioni difensive, magari hanno condannato oltre dovuto il Rende. Ha fatto una scelta precisa, Franco, ovvero portare avanti una linea abbastanza verde, e secondo me alla lunga darà ragione, perché il Rende è una squadra che corre, e secondo me è una squadra intensa che corre, è anche figlia del suo allenatore, perché praticamente Modesto è uno di quegli allenatori che ama fare la partita sempre e comunque in qualsiasi stadio. L'altra faccia della medaglia è che giocando sempre ad alti ritmi, giocando sempre, cercando sempre di essere propositivi, si possono trovare squadre come il Potenza, che era in giornata ed è riuscita a portare lo scalpo a casa. Insomma, questa è la sintesi. Però io sono fiducioso per il Rende, almeno per quello visto all'opera, anche perché l'ospite che ha in studio probabilmente è l'emblema di come abbia lavorato bene anche sul mercato la squadra biancorossa, quindi complimenti anche a lui per questo avvio di stagione. Ok, grazie Vittorio, casomai noi ci sentiamo più tardi, va bene? Grazie per questo intervento. Grazie, saluti ancora. Buon lavoro, grazie. E nel frattempo arriva sul mio telefonino, arrivano i saluti per Eugenio Caligiuri, te li vado a leggere, Eugenio, da parte di molti tifosi, ed in particolare da parte di Elio Principato, che salutiamo. Un saluto al carissimo Eugenio, che potrebbe essere, secondo lui, direttore generale del Cosenza Calcio. Poi di questo ne parleremo casomai dopo. Comunque approfitto per salutarlo, perché sembra una persona affettuosa, veri tifosi e vere persone che amano il Cosenza. Ma molti tifosi mi stanno scrivendo. Approfitto anche di salutare, perché pensavo di trovarlo, il nostro Alessandro Russo. Alessandro Russo ci devo sarà dire, mi piace perché quando lo vedo in trasmissione tua, che date una linea salutato, giusta. si sarà con noi, poi qualche altra volta che ci verrai a trovare sì, lo troverai. adesso... Allora, qua, che vogliamo dire di questa partita che Rende dovrà giocare a Siracusa? Che partita è secondo te? Che partita sarà? Sarà una partita tosta. Per noi abbiamo solo un obiettivo, è quello di vincere. Soltanto che il Siracusa sta giocando praticamente il lunedì, no? Poi giocherà venerdì, quindi c'è solamente 3 giorni per recuperare, mentre voi avete giocato sabato. Sì, su quello abbiamo un vantaggio. Un vantaggio di recupero, di energie fisiche? Sì. Ho capito. E allora, vogliamo andare a vedere dalla regia Enzo Leonetti gli highlights di questa partita che ha perso il Rende contro il Potenza? Eccoli qua. Allora, vi dico che i marcatori sono stati il brasiliano, caro Antonio, come si pronuncia? Franza al 23esimo del primo tempo e al 27esimo. Il Rende con la solita maglia biancorossa a strisce verticali. Qui c'è un attacco da parte del Rende, c'è un tiro qui. Chi è stato a tirare? Viteritti. Viteritti, benissimo. Qui c'è un calcio di punizione da parte del Potenza, la palla sbatte sulla traversa, c'è un ping pong e poi qui vediamo, mi pare, siamo vicini all'azione del gol. Qui c'è un errato disimpegno di un difensore del Rende, ne approfitta Franza, qui è Minelli, mi pare che abbia un po' svirgolato la palla, molto sfortunato il difensore del Rende, che ecco qua il replay, la palla arriva a Franza, botta di sinistro a volo dove non può arrivare il portiere appunto del Rende, Savelloni si chiama. Savelloni. E qui c'è una rimessa del portiere del Potenza, dovremmo essere al secondo gol. Tic toc ping pong, poi la palla viene sui piedi, insomma dovete stare un po' più attenti. Modesto ha ragione da questo punto di vista, dice la colpa è mia, poi sentiremo anche praticamente le sue dichiarazioni, però ecco qua. Questo colpo di testa, che combinazione va sui piedi, questa volta sul destro, Antonio, di questo Franza. Sa calciare bene con ambi due piedi. Sì. È ambidestro. Deve migliorare forse sulle seconde palle, sì. Perché soprattutto sulle ribattute ho visto che c'è stato qualche problema, sono stati cari, a parte l'errore individuale in occasione del primo gol, però Modesto saprà sicuramente trovare i giusti rimedi a queste situazioni, mi auguro fin dalla gara di Siracusa. E allora, qua, dove deve migliorare secondo te questo Rende?
Penso che dobbiamo essere più cattivi in fase agonisticamente, ecco, sì. Cattivi dal punto di vista agonistico. Sì. Perché nel gioco giochiamo sempre bene, sì. Costruire, però alla fine per fare gol in aria penso che siamo troppo passivi, dobbiamo essere più cattivi in aria per fare gol. Più cattivi. Allora io voglio chiedere, prima a te e poi ai nostri ospiti, il Rende si è assicurato la scorsa settimana le prestazioni di Michael Negro. È insomma un attaccante che ha degli ottimi trascorsi, i gol li ha sempre fatti Negro, Sì. E tant'è che ha fatto le fortune anche di Auteri, tra le altre cose un paio di stagioni fa. Lo scorso anno era a Pisa, ha segnato 7-8 gol, quest'anno è arrivato a Rende perché è svincolato. Negro vi può dare una mano in attacco, così come una mano ve la può dare anche Galli, il difensore centrale che è arrivato dal Crotone. Sì, credo che sono acquisti importanti. Lui ha l'esperienza come Galli. Noi siamo una squadra molto giovane, sì. Quindi abbiamo bisogno di quelle che hanno esperienza per darci una mano. Quindi hanno bisogno di esperienza per dare una mano. Eugenio Caligiuri prima e poi Antonio, poi un'ultima battuta con Agua perché ci deve lasciare. Mi soffermo a Galli perché ho avuto il piacere di averlo in una fase di ritiro. Quando eri a Crotone? Sì, con Nicola alla prima fase del ritiro. Che giocatore è? Che difensore è? Come dice, penso che il Rente abbia visto bene a prendere questo giocatore che, ahimè, è stato molto sfortunato nel suo percorso, ha avuto un po' troppi infortuni, gli auguro che venendo nella nostra città possa veramente aver lasciato i problemi fisici in altri lidi. Se lui sarà un giocatore come penso che Modesto l'abbia voluto, quello che veramente può portare in difesa, può portare dove vuole metterlo, esperienza. Per Negro penso che hai detto tu poco fa una cosa importante, il giocatore di categoria, lo è anche Galli perché lo scorso anno, se ricordate, segnò proprio al Cosenza con la Casertana. Però adesso direi proprio a Rende, proprio ne approfitto, ma non c'è bisogno che lo dico io, c'hanno un allenatore che ha tanta esperienza, magari più ancora da calciatore e da spogliatoio, e sa che in questo momento deve saper tenere diciamo, pulita la mente dei calciatori. Ok, allora Antonio, a me arriva un messaggino, poi ne parleremo meglio perché te ne farò parlare e salutiamo chi lo ha mandato, ovviamente la fonte non si cita mai. E allora l'udienza del Cosenza Calcio ci sarà il prossimo 18 di ottobre. Ah, quindi è il prossimo. Quindi è il prossimo. Diamo questa notizia in anteprima, una notizia in anteprima, l'appello per quanto riguarda lo 0-3 a tavolino dato in prima battuta all'Hellas Verona per quel famoso 1° settembre, come abbiamo parlato lungamente, si terrà il prossimo 18. È una notizia importante, importante. Vogliamo dire qualcosina? Sulla notizia credo che siano gli avvocati del Cosenza, Chiacchio e Annalisa Rosetti, che salutiamo entrambi, a curare nel dettaglio la difesa dei rossoblù. Poi saranno chiaramente i giudici a stabilire se questo ricorso è fondato su basi concrete, quindi ci possa essere la possibilità di giocare per la prima volta Cosenza Verona, oppure al Cosenza toccherà poi andare fino al terzo grado di giudizio. Allora, Agua, tu hai visto giocare il Cosenza per caso? No. No, ancora no. No. Quindi può darsi che ci sarà più in là magari un amichevole. E allora, torniamo nuovamente in studio e io andrei subito da Enzo Leonetti, se abbiamo il tempo, per andare ad ascoltare quello che ha detto mister Modesto sabato sera dopo la fine della partita col Potenza, perso, ripeto, per 2-0. Andiamo a sentire Ciccio Modesto. Grazie. Abbiamo avuto non difficoltà, ma sulle palle lunghe non abbiamo letto magari delle situazioni dove non c'eravamo, eravamo troppo bassi sul lancio lungo del portiere, quindi lì è colpa mia perché ci devo lavorare anche in questo. Penso che comunque i ragazzi fanno sempre la partita, quello è vero, quindi l'unico rammarico è quello che ti fanno gol da errori magari commessi ingenui, magari palle respinte centralmente, lasciamo la palla lì invece di respingere lateralmente.
non c'è stata una lettura, come ho detto prima, magari del difensore, ma io non voglio dare colpa a nessuno, lì la responsabilità è mia, perché su queste cose ci devo lavorare, specialmente quando troveremo attaccanti comunque di stazza un po' più fisica, perché la mia squadra rispetto agli altri qualche centimetro in meno ce l'ha. Poi dopo ho cambiato subito, mi sono reso conto che non riusciamo magari a sfondare poi con il terzo, dopo 5 minuti ho cambiato subito, infatti mi sono rimesso di nuovo a 3, però sì, l'amore di gioco ne abbiamo fatta tanta, però secondo me siamo stati poco precisi, poco lenti, anche dovuto comunque, non è un alibi, però il campo magari non ci ha aiutato, perché la palla magari schizzava male, faceva il rimbalzo male, quando poi dopo non c'è il controllo di palla giusto, comunque sono giocate che il calciatore ha, magari che gli si deve difendere un vantaggio, però da parte nostra dobbiamo essere magari un pizzico più veloce nel trovare il buco. Hai visto che ha detto Aouar, che ha detto il tuo allenatore? Sì. Che sulle palle lunghe, eccetera, mancano un po' di centimetri, e poi dovevate essere nelle ripartenze più veloci per trovare la giusta penetrazione per andare in gol. Quindi concordi con lo tuo, diciamo che sei uno di quelli dei pochi che si sono salvati. Io ho letto poi anche le pagelle dei colleghi, eccetera, che hai meritato la sufficienza. Ci hai provato sia all'inizio del secondo tempo, mi pare, che verso la fine, no? Sì. Sei stato poco fortunato? Sì, l'ho provato, però il portiere è stato bravo. Sì. Il portiere Yoime, come si chiama? Yoime, sì. Ex Cosenza. Sì, sì. E senti, su quello che ha detto l'allenatore, concordi? Quello che ha detto mister Modesto? Sulle parole che ha detto Modesto? Sì, lui... Ha detto la colpa è mia, devo lavorare io di più su questi ragazzi. È sì. Meglio, naturalmente. Sì, lui sta fuori, lui che osserva di più, che vede tutti i nostri errori. Perché noi in campo, cioè, a volte commetti un errore, però non ti accorgi perché stai pensando alla partita, non pensi agli errori, però lui sta fuori e vede tutto, quindi se quello che dice lui è sempre vero. E noi ringraziamo Teofilius Aouar e naturalmente so che c'hai altri impegni, ricominciano gli allenamenti, quindi sperando di averti con noi praticamente in qualche altra occasione. Non so se posso andare avanti oppure c'è pubblicità. Ancora non c'è pubblicità. Allora Eugenio Caligiuri, hai sentito le parole di Modesto che vi voglio commentare con te, con Antonio prima della pubblicità? Ma è quello che dicevamo un attimino prima, dicevo appunto Modesto ha esperienza anche da fresco giocatore negli spogliatoi, ha capito e ha fatto bene, perché essendo una squadra giovane è meglio diciamo, a prendersi lui le responsabilità qualora si possono chiamare ho fatto degli errori, ma lì sono degli errori no, che dimostra l'umiltà e la modestia di questo ragazzo, va anche bene perché gli fa onore, voglio dire, pochi allenatori vedo che vengono in sala stampa e dicono ho sbagliato io, ma lui lo fa perché Modesto di nome e di fatto, di nome e di fatto lo fa perché anche si assume le responsabilità dei ragazzi. Poi ha detto giusto, io non ho visto Potenza dove è arrivato a far gol con delle azioni, delle giocate dove magari sì, sono state due disattenzioni. Sono due disattenzioni che magari quello ha trovato due, come si dice la domenica, il 13 della domenica. Allora, noi ringraziamo Aouar, c'hai la telecamera, se vuoi dire qualcosa ai tuoi compagni, ai tifosi delle Rende, lo puoi fare tranquillamente. Che ti senti di dire? Prego, prego. No, io solo volevo ringraziare a tutti i tifosi e soprattutto i miei compagni perché mi hanno dato una mano tantissimo, perché quando ero arrivato qua ero un po' timido, però con l'aiuto di loro sono diventato un po' più... Ti sei ambientato? Sì. Ti sei ambientato bene. E grazie Aouar, in bocca al lupo per il futuro e naturalmente per la tua carriera. Grazie per essere stato con noi. Pubblicità, grazie. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Eccoci qua, seconda parte di replay, ci ha lasciato Aouar, il centrocampista del Rende, per impegni che aveva assunto precedentemente. Ci ha raggiunto Aldo Cennom, il nostro compagno di viaggio d'avventura. Mi raccomando, calma caro Aldo, perché ieri non si è giocato, adesso andremo a fare un'analisi generale anche della sosta, parleremo del più e del meno ed iniziamo naturalmente del Cosenza. La notizia, io vorrei partire con Antonio Clausi, è quella che abbiamo dato poc'anzi, ossia che il ricorso di appello praticamente ci sarà il 18 di ottobre, in quell'occasione sapremo quello che succederà. Per il momento il giudice sportivo ha dato la partita vinta all'Hellas Verona per 3-0 per le condizioni o non condizioni del terreno di gioco del San Vito Marulla. Allora, Antonio, partiamo da questa sosta. Secondo te ha fatto bene, non ha fatto bene, va verificata? Il Cosenza a Carpia aveva messo una marcia diversa anche per il cambio di modulo. Dal 3-5-2 consolidato di Braglia si è passato al 4-3-1-2 con Garritano naturalmente tra le linee e dietro le punte. Te la parola, poi sentiamo Eugenio Caligiuri e Aldo Cennom. Questa sosta è servita più che altro a ricaricare le batterie, soprattutto per le tossine accumulate in questo primo miniciclo di campionato che ha visto il Cosenza giocare bene parzialmente, però non raccogliere per proprie colpe, anche per alcuni episodi arbitrali, perché è giusto sottolinearli, magari non quanto il campo aveva stabilito. Proprio a Carpi, come tu hai sottolineato, era arrivata questa svolta dove il Cosenza era riuscito, a differenza delle precedenti apparizioni, a tenere in mano il pallino del gioco più dell'avversario e soprattutto arrivare a fine partita con le batterie cariche. Sì. E questo era probabilmente un aspetto che lasciava ben presagire per il futuro. Poi in questa sosta è chiaro, nelle soste vanno dosate le energie. Adesso tutti i preparatori parlano di una sorta di preparazione estiva che poi procede di pari passo con quella del campionato. Insomma, non ci sono più i picchi che c'erano una volta, quindi non c'è più quel periodo di grande forma di una squadra. Tutti mirano ad avere un rendimento costante in maniera tale da non correre grossi rischi. E io credo che anche il Cosenza quest'anno abbia fatto la stessa cosa. C'è da valutare, Franco, lo facevano sicuramente da oggi. Prego. Alcuni calciatori acciaccati, chiaramente Capella non sarà dalla partita con il Foggia, stessa cosa Trovato che si rivedrà in primavera. E poi sabato hanno saltato la partitella con la primavera di Stefano De Angelis, calciatori come Mungo, Garritano, Varone, Maniero è uscito anzitempo per un fastidio, è stato fatto uscire precauzionalmente. Insomma, oggi Braglia avrebbe sbirciato in infermeria prima di dare il là alla seduta di allenamento. È il primo giorno, sabato si giocherà, probabilmente mercoledì non va escluso un test con qualche formazione dilettantistica, in maniera tale da sondare se questo cambio modulo e le esercitazioni fatte nel corso della settimana hanno dato frutti oppure no. Eugenio, allora, il Cosenza che diciamo c'ha 4 punti in classifica, si trova laggiù, come dice Braglia non ha preso ancora il passo di quello che è il campionato di Serie B, e abbiamo un Crotone dove tu hai lavorato fino all'anno scorso, anch'esso forse per motivi diversi perché c'è 6 nazionali in questi ultimi giorni, l'ho ripetuto l'altra volta, appunto sparsi un po' in giro per le varie formazioni e nazioni di appartenenza, però 7 punti in classifica, tant'è che anche Stroppa è stato messo in discussione, poi sia il direttore sportivo Ursino col presidente Vrenna, che salutiamo perché ci seguono, e naturalmente hanno ribadito la fiducia al tecnico Stroppa. Ecco, come inquadri tu la situazione delle due formazioni calabresi? Con la tua esperienza, da dove vuoi? Partiamo dal Crotone perché io ho avuto il piacere di starci fino a febbraio e poi dopo sono andato via. Sono due casi differenti. Sì, infatti. Crotone retrocede dalla Serie A, ha quasi mantenuto la squadra di Serie A. Quindi quell'intelaiatura. Non sto qui a dire i nomi perché si sanno quelli che sono. Solo che a differenza, ecco, dove sta la differenza? Venendo giù a maggio dalla Serie A in B, molti giocatori sono ripartiti un pochino con una mentalità che devono subito capire. Penso che
le partite che stanno facendo, anche il Crotone che sta perdendo, però è una squadra che si vede, che è viva. Ho sentito alcune interviste di qualche giocatore in questa settimana che conosco molto bene a livello caratteriale, vedi Budimir, vedi Samperisi, no? Dove cominciano a capire, dice ragazzi svegliamoci perché altrimenti dire che siamo i più forti possiamo rischiare di fare brutta figura quest'anno. Io penso che il Crotone da qui a poco troverà la sua forma, vi ricordate anche Stroppa col Foggia, sì. Ha avuto un momento particolare, poi si è rimesso, perché Stroppa io ho avuto il piacere di incontrarlo quando ho avuto quella piccola esperienza a Pavia, è un allenatore preparato, era lì a Sud Tirol, no? Sì. E io ritengo che anche lui deve ancora entrare meglio nel tessuto di Crotone, perché è una piazza che quando poi si è scesa dalla Serie A sono abituati sempre a vincere, deve portare una convinzione di mentalità a riprendere quel tipo di marcia. C'era Antonio che voleva aggiungere qualcosa e poi andiamo sul Cosenza subito. La conferma del modus operandi del Crotone è avvenuta anche con Stroppa, nel senso che altrove probabilmente Stroppa sarebbe stato esonerato, invece a Crotone, dove si dà tempo agli allenatori di potersi esprimere, è arrivata una riconferma. Benissimo, allora Caligiuri sul Cosenza e poi diamo la parola a Cosenza e Crotone ad Aldo Cennavo. Cosenza velocissimo, Cosenza c'è poco da dire. La classifica piange per Eugenio, sì, ecco, perché sono state giocate 7, in effetti 6, 4 punti sono pochi, il Braga alla ricerca della prima vittoria. Io parlo un po' per esperienza, sì. Io vi dico che avere 4 punti in questo momento possono sembrare tanto ma anche poco, ma non è da vedere a momenti di 4 punti. E cercare di non allontanarsi dalla sesta posizione alla settima. Bravissimo. Perché in Serie B poi vincere 3 o 4 partite di seguito diventa sempre difficile. Questo io ne parlo per esperienza, perché ho vissuto un'esperienza a Salerno con 5 punti in classifica. Però Eugenio, scusami se ti interrompo, se mi date la camera un attimo, quest'anno è un campionato un po' sui generis, perché prima le squadre erano 22. Adesso al momento siamo praticamente quasi arrivati a Natale, come diceva Antonio, e le squadre sono 19. Quindi a questo punto significa che avremo dunque 6 partite in meno, se dovesse rimanere questo il format, 18 punti in meno. Quindi tu consideri che il Cosenza poi all'ultima di campionato, se ripeto dovesse rimanere questo il format, dovrà riposare. Quindi se st'ultima posizione va bene, ma se no vai a fare gli spareggi, oppure, io capisci? Dico che però, lasciando per un attimo questi discorsi, no, io ho voluto rinfrescare la memoria di chi ci segue. Ha un allenatore che ha esperienza. Come no, ci mancherebbe. Domenica ha trovato dei correttivi. È anche vero che non è la prova del Carpe che ti dice il Cosenza ha sanato le problematiche. Il Carpe è un'altra squadra che lotterà forse peggio del Cosenza in questo momento, è una squadra che è ammalata, solo che anche lì c'è un allenatore molto astuto come Castore. Io dico che domenica, sabato, quando si giocherà sabato, col Foggia non dobbiamo pensare della partita della svolta, dobbiamo affrontare il Foggia con la consapevolezza di giocare con una squadra che sicuramente ha dei valori, perché il Foggia in classifica oggi avrebbe poi di questo ne parliamo 12 punti. E ritengo che lasciare il più sereno possibile la squadra può portare qualcosa in più e non far pesare, perché è una squadra, anche il Cosenza, giovane. Ci sono pochi giocatori che hanno fatto la Serie B. Bravo, me lo diceva Braglia l'altro giorno in un'intervista. Pochi giocatori. E avere pochi giocatori e per giunta in alcuni ruoli dove l'importanza del centrocampo in Serie B, dove l'attacco, perché qualcuno mi incontra, ma io conosco Maniera, anzi lo stimo molto come giocatore, ma Maniero è un giocatore che in questo momento è venuto come una ribalta, abbiamo Maniera, ma a Maniera bisogna, a mio avviso, e penso che Trinchiera ci sta pensando, o anche Braglia nelle soluzioni interne, ma se questo non convincono l'allenatore, Maniera va affiancato di un giocatore importante, perché la sua carriera, al di fuori degli 11 gol in quel campionato, 5-6 gol, quindi ecco dove manca il Cosenza, manca i nomi di categoria, che possono diventarle anche quelle che ci sono, però tutti gli altri, noi dobbiamo, di piazza, Tutino, però dobbiamo fare dei risultati, come dicevi tu, il campionato è a 19. A 19, mancano, se dovesse rimanere così, 18 punti in meno peserà. Io sono convinto che il Cosenza si può riprendere alla grande. Aldo Cennavo, allora inquadriamo il Crotone, visto che c'è stata questa sosta di campionato a 7 punti, il Cosenza a 4, poi vedremo anche il prossimo turno. Comunque io ve l'anticipo, il Cosenza, come tutti sanno, giocherà
giocherà al San Vito Marullo alle 15 sabato contro il Foggia di Grassadonia. Ben diceva Eugenio Caligiuri che il Foggia è una bella squadra, una squadra costruita per le piazze alte della Serie B, una squadra di qualità, una squadra che ha annullato l'handicap di 8 punti, ne ha 4, quindi in totale sono 12 i punti che ha racimolato il Foggia in queste prime giornate di campionato. E spera nel ricorso. Esattamente, spera nel ricorso tra le altre cose. E dall'altra parte naturalmente c'è il Crotone, ripeto, che ha 7 punti e dovrà ospitare sabato, ma sempre non alle 15 ma alle 18, il Padova di Bisoli, con un punto in meno in classifica, 6 punti per il Padova. Te la parola. Se partiamo dal Crotone, l'analisi che ha fatto Eugenio, che conosce bene l'ambiente, mi convince molto. Un dato, secondo me, dobbiamo tenere presente per quanto riguarda il Crotone. Certe volte quando tu prepari una squadra per un allenatore, probabilmente devi sapere se questo allenatore che va ad allenare il Crotone abbia poi gli elementi giusti per poter affrontare e gestire giocatori che sono stati in Serie A. Quindi questo è un discorso che secondo me al Crotone l'hanno valutato, perché prendere Stroppa è l'allenatore importante, però la categoria adesso è la Serie B. Io non vorrei che ancora il Crotone pensasse con i giocatori che ha, che sono di Serie A, che ancora si è in Serie A. Non si è calato secondo me ancora in questa realtà, e questo è compito dell'allenatore con la psicologia che ogni allenatore deve avere, e qui deve cercare di inculcare a questi giocatori importanti, perché secondo me il Crotone ha la rosa più importante del campionato, di calarsi in questa realtà di Serie B, che è una realtà importante. Questa è una Serie B 1-2, noi la stiamo definendo, è una Serie B dove sono squadre fortissime che pensano, 5 o 6 squadre secondo me ci giocheranno la partita per andare in Serie A. Per quanto riguarda il nostro Cosenza, ma io onestamente dico che il Cosenza in questo momento ha 4 punti, e sono 4 punti che secondo me sono poco rispetto a quello che poi ha fatto vedere, perché se noi pensiamo a quella partita con il Livorno, con lo stesso Carpi e quella di Ascoli, probabilmente qualche punto in più l'avremmo potuto racimolare. Qualcuno parla di sfortuna, io parlo che probabilmente questa squadra ha bisogno ancora di qualcosa che manca, cioè noi non abbiamo lo stoccatore in aria, abbiamo bisogno di uno che mette la palla in rete. Noi abbiamo fatto tante azioni da gol, però alla fine sotto porta siamo stati carenti. Sì, Maniero, un giocatore importante, ha fatto 11 gol, poi ne ha fatti 5, però giustamente ma non lo ha bisogno, per Romagna, perché ci mancherebbe, non stiamo discutendo, però Franco ha bisogno di qualcuno che gli sia a quando il bravo Braglia, perché abbiamo un grande allenatore, ha pensato di rimodulare la squadra, cambiando modulo, facendo il famoso modulo che noi abbiamo detto in questa trasmissione. Certo, come diceva Eugenio, scusami se ti interrompo, allora non abbiamo né il Simi della situazione che ha fatto la Serie A col Crotone, non abbiamo né Nalini che ha fatto la Serie A, non abbiamo Budimir che ha fatto la Serie A anche con la Sampdoria. È chiaro che tu sei partito e l'obiettivo volevo arrivare proprio a questo, volevo dire che questa squadra ha ancora elementi che hanno giocato in Serie C. I Tutino, che è un giocatore importante, e l'ha sottolineato Braglia. Tutti quelle che sono, difatti Braglia parla che ci sono giocatori che ancora non hanno l'esperienza, giocatori che hanno bisogno, però a questi giocatori, adesso che si apre il mercato, perché si aprirà il mercato, c'è secondo me da mettere qualcosa, perché secondo me anche a centrocampo, io penso che la zona più nevralgica del campo è il centrocampo, il Cosenza centrocampo manca di un uomo d'ordine, cioè manca un uomo. Esatto, e quindi Palmiero non è un uomo d'ordine. Palmieri è un bravissimo giocatore, però Palmiero col Carpi, pur avendo giocato una bella partita contro il Livorno, Carpi non ha giocato. Perché ha preferito Bruccini. Ma Bruccini è un uomo rispetto a Palmieri diverso, Bruccini è più un incontrista a centrocampo, Palmieri è più un uno che si sa inserire. Allora bisogna trovare il modo come trovare un giocatore a centrocampo che sappia dettare i tempi di gioco, e poi ci vuole una punta, ci sono. E lasciamo... Io ho fatto l'appello al Presidente l'altra volta, non so poi il Presidente se ha parlato con Braglia, se ha raccolto l'appello, se c'è qualcosa che si vuole, ma questo giocatore di chi? Di Bacogo? Di Bacogo, che è libero, potrebbe sicuramente fare con Maniero una grande coppia, però ci vogliono i soldi, e mi auguro che il Presidente si convinca alla fine che il Cosenza non può andare in Serie C, ma deve restare in Serie B, anzi deve fare un campionato non con la palpitazione di animo e del cuore che ognuno di noi ha, perché quando andiamo al campo alcune volte ti viene anche l'infarto a vedere certe cose. Dobbiamo assolutamente
scuotere il presidente, che è una persona in campo, una persona per bene, di trovare il modo come agganciare in questo momento questa punta che è importante e portarla a Cosenza, perché Braglia la conosce molto bene. Benissimo. Questo è il mio pensiero. Allora, okay. Poi sicuramente sarà un pensiero che non piace a qualcuno, ma io la penso così. Abbiamo capito perfettamente. Hai parlato bene italiano, qui non ci sono problemi. Enzo Leonetti, senti, io dovrei avere un'intervista con Idda, che praticamente è dal sito del Cosenza Calcio. Ecco, se me la mandi Idda, noi praticamente ascoltiamo e poi torniamo in studio per vedere quello che ha detto il difensore del Cosenza. Grazie, Idda. A Carpi avete stravolto il copione, in genere siete andati in vantaggio, poi siete stati recuperati, è stata una beffa. Questa volta non possiamo parlare di beffa perché la partita ha avuto un andamento a senso unico o quasi, però c'è stato questo gusto nel riprenderla all'ultimo. Sì, diciamo che stavolta purtroppo siamo andati sotto, però siamo stati bravi per recuperarla, questo fa molto morale secondo me, perché visto le precedenti partite dove andavamo avanti e poi alla fine ci recuperavano, invece in questo caso domenica siamo stati bravi a vincerla, a recuperarla e a portare a casa almeno un punto, perché come si era messa la partita, diciamo, per la mole di gioco che abbiamo creato meritava anche qualcosina in più, però poi alla fine, diciamo, va sempre bene anche un pareggio fuori casa. Ecco, nelle altre gare c'è stata una fase calante in alcuni casi, adesso avete pure sfatato questo mito, questo tabù, avete giocato per più di 90 minuti alla stessa intensità, quindi vuol dire che non c'è una situazione fisica, casomai solo mentale, bisogna lavorare su quello. Sì, bisogna lavorare su questo perché sicuramente è un campionato diverso rispetto all'anno scorso e se non sei concentrato per tutti i 90 minuti le squadre ne approfittano, quindi sì, dobbiamo essere bravi sotto questo punto di vista e rimanere concentrati come abbiamo fatto domenica. Dal punto di vista personale, ti aspettavi una Serie B così? Tu l'hai inseguita per tanti anni, l'hai trovata e adesso la stai riconquistando. Sì, per me sì, l'ho cercata tanto, finalmente ci sono riuscito e sicuramente sì, mi aspettavo questa Serie B. È una Serie B forte, sono meno squadre, più difficile ancora rispetto agli altri anni, quindi sì, finalmente ci sono riuscito e finalmente cercherò insieme a tutta la squadra di rimanerci. Ecco qua, dicevamo Idda che ha rilasciato questa intervista al collega Gianluca Pasqua, appunto sul sito del Cosenza Calcio. Allora Antonio, cosa vogliamo dire? Idda che ha poi ritrovato il posto per l'infortunio che è capitato a Capella. A proposito, ci dai notizie? No, Capella ne avrà ancora per un po' di tempo, però io su Capella, questa è una cosa che è passata un attimo inosservata. A mio avviso Capella ha avuto un infortunio derivante dai vari campi di gioco su cui il Cosenza si allena, perché non si allena solo su un campo di gioco. Ad esempio oggi si allenava alla Popilbianco oggi pomeriggio. Sembra che il San Vitino sia pronto a giorni però. Ho capito, però... Quello che c'è stato in precedenza. Esattamente. E questo discorso qui condiziona anche l'approccio alle partite e in questo caso, nel caso del Cosenza, l'approccio al campionato. Perché comunque Capella è uno degli acquisti più azzeccati da parte del Cosenza. Capella è uno dei 3 giocatori sui 10-12, adesso non ricordo bene, che sono arrivati nel mercato di agosto, che sono stati calati immediatamente all'interno della formazione titolare. Sono lui, Maniero e Garritano. 3 nomi insieme ad altri 8 elementi che stanno sempre provenienti dalla Serie C, hanno vinto i playoff dopo un 6º-5º posto della regular season. Quindi perdere uno degli elementi di categoria che aveva fatto bene non è affatto un bene. E questo problema purtroppo del campo di allenamento, per non parlare del Barulla che chiaramente finalmente pare sia stato risolto, è un problema che va affrontato una volta per tutte. Va affrontato una volta per tutte. Allora, sì, ma adesso perché parliamo di Idda? Io ho visto. Esatto, ho fatto sentire Idda per capire. Io onestamente, con molta modestia, devo dire che ho visto due centrali come Del Macco e Idda con del Carpi eccezionale. Non ho sbagliato una palla. Idda da centrale è migliore rispetto ad altri giocatori che il Cosenza può. E poi abbiamo con Idda tu hai Corsi sulla fascia destra, hai Dorazio sull'altra parte, perché con la difesa 4 tu stai più coperto, hai gli esterni alti che giocano in una certa maniera, per cui secondo me è bene, recuperiamoci perché la panchina è importante.
però in questo momento io penso che Idda sia il giocatore che assieme a Del Marco può fare veramente la differenza in difesa, perché con la difesa a 4 Idda secondo me può giocare tranquillamente al posto del giocatore che è infortunato, come la vedo io, e difatti a me la difesa col Carpi mi è piaciuta moltissimo, tranne purtroppo lo svarino del portiere, ma quello può succedere, quindi non è che adesso mettiamo a Saracco sulla cosa, però probabilmente anche il portiere secondo me avrà un turno di riposo e giocherà, forse riprenderà Perina i pali, non lo so. Questo lo dici da lo dico io, penso se lo dici tu, allora. Ma si può usare ogni tanto, lui si sostituisce a Braglia, ma anche Buffon ha riposato qualche sicuramente aspetta che c'è una notizia che è passata in vantaggio la Regina col nuovo entrato Franchini. Sono contento. Esatto, è passata in vantaggio la Regina nel secondo tempo, quindi al momento a Lorenzon, ripeto, a porte chiuse, Regina 1, Siracusa 0, gol di Franchini. Antonio. Sicuramente sia Aldo che il direttore saranno d'accordo con me. Poi voglio sentire il direttore. Tenere un giocatore come Perina da un ingaggio di quasi 100.000 euro la telecamera è lì, ripeti, ingaggio di quasi 100.000 euro. Come dire, nemmeno convocato, è un peccato per quanto riguarda la società che aveva fatto un investimento importante e duraturo nel tempo con un contratto di 3 anni, triennale, fino al 2020. Non convocarlo neppure, non lo so. Però Perina farebbe bene, io penso che per me è un giocatore importante, però farebbe bene Perina accopparsi, come si dice, accospargersi un po' di cenere sulla testa, fa il mea culpa, perché ha fatto contro il Cosenza delle cose che non si fanno, un calciatore non li fa, e secondo me Perina può giocare tranquillamente titolare in questa, però anche Perina ci è messo del suo per arrivare a questa situazione, per cui adesso non diamo la colpa anche al giocatore che probabilmente ha un carattere un pochino però è bravo e quindi bisogna recuperarlo per metterlo in campo. 30 secondi perché c'è Eugenio Caligiuri. Ogni tanto che ci viene a trovare, insomma, vorrei Eugenio, per me Eugenio dialogare con lui. Per me il fatto che Eugenio sia in banchina è un dolore al cuore, perché Eugenio non merita di stare in banchina. Eugenio merita di stare da protagonista in una squadra. Mi fai replicare un attimo che Antonio voleva dire, se no rimaniamo a metà. E lui lo sa. Ma al volo proprio, Perina chiese scusa per quel gesto subito dopo la partita, Franco. E Aldo, quindi lo fece anche quando tornò vediamo le scelte di Braglia. Che va valutata e giustamente rispettata. Vediamo quelle che saranno, lo ripeto ancora una volta, vedremo e assisteremo a quelle che saranno appunto le decisioni di Braglia. Eugenio Caligiuri, tu vieni da grandi esperienze, vuoi dire qualcosa? Però io poi ti chiedo, per una società professionistica, cosa ci vuole per organizzarla, per farla andare bene, per farla mettere sulla dritta strada, eccetera? Quindi rispondi prima ad Aldo e poi mi parli delle tue esperienze dove sei stato in A Crotone, dove sei stato a Pavia, a Salerno, in Belgio, Bruges, non so dove sei stato, Leupen, eccetera, eccetera. Quindi delle tue esperienze, che società hai trovato? E naturalmente i tuoi tantissimi anni nel Cosenza Calcio dell'epoca. Rispondo brevemente, ma anche poi mi dai un po' di risposta a me, anche a me. Aldo è stato sempre questo, quando è arrivato hai detto Aldo non fare fuoco, lui è un attaccante, sì, lui si accende, perché è giusto che una trasmissione anche del Pepe, vabbè, no? Non è che l'encefalogramma deve essere piatto. Per chiudere subito il discorso di Perin, quando un giocatore ha dei problemi, e questi sono noti a tutti, con la società, ecco la saggezza, io so già dove vuole arrivare, la saggezza, e non l'allenatore, perché l'allenatore per quanto può difendere, può tutelare un calciatore, ricordiamoci sempre che c'è l'azienda, che è la società, che determina il contatto con quel giocatore. Evidentemente la società con Perin, adesso noi non siamo qui a fare i giudici e processi, però se la società, come diceva il nostro carissimo amico, paga 100.000 euro di contratto all'anno, se questo so che è anche vero, vuol dire che se lo tiene fermo, vuol dire che ha le sue ragioni per fare ciò. Poi ahimè, cosa accadrà da qui a poco, però Perin in questo momento non deve, penso, essere il problema importante del Cosenza, perché Sarraco è il ragazzo della Fiorentina. Forse ecco, se non si doveva tenere Perin, su questo ti do ragione, o si prende una decisione e il Cosenza doveva prendere un portiere ancora di più esperienza per far crescere anche Sarraco. E su questo siamo d'accordo. Perché noi, ti ricordi Franco, abbiamo avuto delle esperienze di Agliardi, della primavera mi ricordo del Brescia, però poi c'erano portieri tipo Zunico davanti, altri portieri forti. Però detto questo,
diciamo che queste cose non devono neanche scalfire. Forse oggi l'abbiamo detto, finiscono qua perché il Cosenza... E allora andiamo sull'organizzazione di una società, Eugenio. Le tue esperienze. Allora, io parto da una base mia ormai quasi trentennale di vedere come... Hai avuto pure Lotito come presidente? No, Lotito non l'ho avuto. Non c'era Lotito? Ho avuto presidente uno tosto anche a Salerno, Liberti. No, io sono stato con la proprietà Liberti. Però ho avuto modo di stare con, ma anche vi faccio un esempio, le mie società a Cosenza, partiamo proprio del no, io parlo del Cosenza dove ho militato. Dove hai lavorato, giusto? Ho lavorato io. Io mi ricordo, io parto dal settore giovanile, no? Sì, sì. Ma questo lo dico adesso perché nessuno mi può smentire. Io parto dal settore giovanile con una dirigenza che aveva un dirigente di riferimento che allora era Mario Guido. Come no? Mario Guido che salutiamo. Beh, noi a Via Popilia, dove attualmente il Cosenza gioca con la Primavera e si allena pure di tanto in tanto, allora non c'era terra battuta. Allora, noi lì facemmo già un'idea, ecco perché poi ho avuto la promozione in prima squadra, no? Perché ho fatto un lavoro dove i dirigenti attenti di allora hanno creduto l'opportunità di portarmi in prima squadra. Eugenio, io ti devo un attimino fermare perché è interessante il tuo dire. Ti devo fermare perché ci fanno segno dalla regia che abbiamo la pubblicità, poi continui in modo tale che partiamo dal Cosenza fino ad arrivare alle altre società e poi naturalmente col contributo di Aldo e di Antonio Claus di Cosenza Channel. Restate con noi, pubblicità per la terza ed ultima parte di Replay. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Terza parte di Replay per questo lunedì 15 ottobre 2018. E allora Eugenio, se mi togliete il sottofondo musicale, grazie. Allora Eugenio, eravamo rimasti al Cosenza, la tua esperienza, sei passato in prima squadra? Ma io ritengo che il Cosenza, tornando in Serie B, che è stata una grande impresa, diciamo anche a volte i campionati come abbiamo seguito, un po' la fortuna e un po' i meriti che lei ha avuti, non ci è mancherebbe altro. Tanto, meriti di Braglia, di Trinchiere e della squadra. Di tutto il gruppo lavorativo sono arrivati. Sì. Beh, io quest'anno mi sarei aspettato intanto un interesse più importante sul settore giovanile, perché dal momento che è giusto che il Presidente dice io sono un imprenditore ma i miei investimenti sono mirati, allora essere mirati gli investimenti, allora cominciamo a partire da una base, il settore giovanile, perché allora se ben ricordate Cosserra, Carratelli, l'avvocato Carratelli, noi così si è dato più spazio, più investimento, cosa che non era mai successo prima, al settore giovanile, ma ne dico solo 2 o 3 nomi, veloce, i vari Fiori, i vari Ciocine, sono usciti dei giocatori importanti che hanno permesso negli anni ai presidenti che poi i Pagliuso fino a quello che poi sappiamo tutti, è inutile ripeterci, hanno permesso sì che questa società diventa forte in Serie B, ma con un bacino di elementi anche che venivano dal settore giovanile, che hanno fatto mercato. Lo stesso Morrone, lo stesso Morrone, Paschetta, Micele, ma ragazzi ne sono usciti. Ma io però, qualcuno sicuramente da casa può dire, però adesso non ci sono più quei giocatori. Avete ragione, non ci sono più, perché io mi sono andato a vedere una partita, e devo anche fare i complimenti a De Angelis, Stefano, perché un allenatore di Primavera, sì, la Primavera. Lui è stato a Bari l'anno scorso. È stato a Bari, poi una Primavera che però ci vuole più assistenza, più credibilità anche in quei ragazzi. Antonio, sono anni che non arriva più un giocatore in prima squadra, non sbaglio? Assolutamente, ma oltre a questo c'è da aggiungere un altro aspetto. Prego. Che è passato in sordina perché siamo ancora un po' tutti quanti ubriachi dalla conquista della Serie B, dalla festa, eccetera, eccetera. Però il mercato Primavera l'ha fatto Stefano De Angelis, che è un allenatore. Non c'è più responsabile del settore giovanile, lo vogliamo dire, Franco? Sì, prego. Cioè, legalmente il responsabile del settore giovanile è De Poli per il momento. Cioè, servirebbe per rinforzare. Questo non lo sapevo, lo apprendo adesso. Ciò che ha detto il direttore. Sì? Curare il settore giovanile significa fare determinati investimenti.
ma per tempo, anche individuando determinate figure da affiancare chi poi... Ma io penso che poi Guarascio queste cose man mano le farà queste cose Guarascio. Aldo, aspetta che do la parola, man mano le farà, capirà la situazione della Serie B, che come ha sempre sostenuto Alessandro Russo è un campionato diverso, un campionato che siamo alle soglie dell'A, eccetera eccetera, e quindi Guarascio poi prenderà il passo tranquillamente. Come dire, affinché vabbè, ma è una persona intelligente, come ha detto Aldo, una persona per bene, capirà la situazione. Tenerlo sveglio sul pezzo. Io penso invece una cosa, io credo questo. E poi voglio sentire le altre esperienze di Eugenio. Qui noi non dobbiamo essere, io penso che i rapporti che io con Guarasci ce l'hanno pochissimi, io lo rispetto, gli voglio bene, una persona per bene. Lo sappiamo. Io penso che noi però dobbiamo uscire da una situazione che secondo me altrimenti si complica. Dobbiamo uscire dalla situazione che noi non dobbiamo più pensare che siamo in Serie B. Noi siamo in Serie B. E questa conquista della Serie B, Guarascio, la società, i giocatori, tutto lo staff se l'è conquistata sul campo, non avendo aiuti da nessuno. La Serie B è un campionato dove c'è bisogno di programmazione. La Serie B è un campionato dove le squadre vanno gestite managerialmente e nessuno più di Guarascio può fare questo, perché lui è un manager, un imprenditore. Che cos'è? È un manager, è uno che gestisce una società. Che fa? Gestisce la società in modo manageriale, sta avendo le persone al posto giusto e al punto giusto, gli elementi validi, capaci, professionali, che sanno di calcio, che hanno i contatti, che hanno i rapporti. C'è nella società del Cosenza questo, ci sono alcuni elementi bravi, uomini o donne che siano, ci sono e come, però c'è qualcosa che manca. Manca quella spinta che diceva Eugenio, manca la spinta verso i giovani. Ci vogliono persone, visionatori che vanno in giro per la provincia di Cosenza, ma non solo, perché in provincia di Cosenza ci sono tantissimi ragazzi che purtroppo se ne vanno, le altre squadre vengono e se li pigliano e se li portano, perché hanno le persone che vanno a visionare questi ragazzi. E se non c'è questo tu non ne porterai mai più i giocatori che tu hai prima nominato, Fiore, Morrone, Trocidi, Miceli e compagni. Paschetta, perché quella è frutto di una organizzazione, di una società che ha pensato prima ai giovani e poi dopo all'altra squadra. L'altra squadra ha bisogno di capire, l'altra squadra, che siamo in una situazione un pochino particolare e c'è bisogno di rafforzarla questa squadra. Presidente, io ti faccio un appello accorato, perché noi di calcio ne capiamo, ne viviamo, ne abbiamo viste tante partite, in trasferte e fuori. Abbiamo seguito in trasferta e dentro, non in trasferta e fuori. Abbiamo seguito a Pagliuso, a Serra, a Carratelli. Io sono stato molto critico, sono stato qui da 35 anni, ho fatto sempre le cose per bene del cose. Adesso ti chiedo uno sforzo diverso, perché noi non siamo una squadra purtroppo in alto, guardata in un certo modo. Se noi andiamo a vedere alcune parole, alcuni riferimenti, alcune parole sottovoce che si dicono, il Cosenza è una squadra che purtroppo, io te lo dico perché ti voglio bene, purtroppo rischia. Allora dobbiamo rafforzarlo, dobbiamo rendere il Cosenza capace di affrontare questo cammino diversamente da come lo stiamo affrontando. Siamo in Serie B, togliamoci dalla testa che se non siamo più in Serie C. Alcuni giocatori che stanno giocando devono capire che siamo in B e quando si va in campo si ci va con l'anima. E quando si va in campo si va col coltello tra i denti. E Bragli è bravo, cerchiamo di dargli altri 2 o 3 elementi perché ci porterà sicuramente alla salvezza e oltre la salvezza. Questo è il mio appello, scusatemi se mi sono accaldato, ma la penso così. Eugenio Caligiuri, dai, Eugenio e poi Antonio. Ti è piaciuto quello che ha detto Aldo? L'ho sentito veramente molto... con grande passione ha fatto. Il Presidente hai detto una cosa. Hai fatto un invito, calmati perché sennò la pressione ti schizza a 1000. Calmati. Io il Presidente l'ho avuto il piacere di parlare solo una volta a questo inizio quando. Sì, 8 anni fa, no? Quando hanno iniziato. Ho visto che era una persona che... Sapevamo anche la lista che il direttore aveva al consiglio. Col povero Marulla, col povero Marulla. Perché era, ecco, Marulla c'era un budget e noi però erano dei giocatori per mettere... Che facevano al caso del Però sono stato anche ancora più contento che è partito un'idea Fiore. Poi non entro più in quei fatti perché... No, non ci interessa. Io dico che il Presidente... Non ci interessa. Ma quei fatti al Presidente sono serviti anche per lui, per crescere. l'esperienza. E ritengo che il Presidente è come dice altri, il Presidente è un manager importante.
importante anche nelle sue attività. Sicuramente però, e non do colpa a nessuno dei collaboratori, ci mancherebbe. Assolutamente. Perché a me, quando ho lavorato con tutti i 3 presidenti del Cosenza, io la prima cosa andavo a parlarci e dire: guarda, io sono abituato a fare così. Presidente, mi lasciate fare, Eugenio, fai come meglio sempre. Allora, come io vi posso garantire, Franco, no? Che io andavo in giro, e lui ne sa qualcosa perché il fratello mi ha aiutato molto, in giro per la provincia di Cosenza, dove ho creato un settore giovanile. E io mi ricordo a Fuscaldo tutte le amichevoli, a Cetrano. Poi portavo la squadra, perché se noi non abbiamo... Allora, se questo presidente dice: io ragazzi devo gestire la società in un modo, e allora ci deve essere qualcuno che deve saper portare un entusiasmo al presidente. Ma qual è? Ma con credibilità, però, andare nelle società, creare una credibilità di nuovo, di simpatia. Rapporto interpersonale. E non far passare questo presidente: ma questo presidente però non vuole fare investimenti, perché l'investimento avviene poi quando le due unioni si vanno un pochino a unire, ad incastrare. La società dilettantistica deve credere in un progetto, gli dai quel senso di credibilità al progetto e poi vedi che ti vengono i giocatori. Io portai Paschetta senza soldi e Michele per 20 palloni, non è che ci vogliono milioni di euro per portare no, scusami Aldo, che faccio io conduco. Volevo chiederti una cosa, la tua esperienza più bella qual è stata tra i professionisti? Professionisti, diciamo, oltre Cosenza. Oltre Cosenza vi devo dire con molta sincerità la salvezza a Salerno con quel risultato. I play-out? No, ci siamo salvati prima dei play-out. E poi l'allenatore chi era? Gregucci, attuale collaboratore di Mancini. In nazionale, parliamo di gente di calcio. E poi ragazzi, non me ne volete, ma l'esperienza in Belgio mi ha dato sia... Vabbè, ma anche la Serie A Crotone o no? Ma io ritorno un po'. La Serie A Crotone, devo dire, da novembre, quando sono arrivato con Nicola, si è fatta una grande cavalcata, si era anche ripartita. Poi, ahimè, rispetto l'idea di un grande professionista e di un uomo di valore, ha preso una decisione Nicola di andare via, si è dimesso, poi è arrivato giustamente il mister Zenga, ma io insieme col presidente, siccome non ho bisogno di fare foto in banchina in Serie A, non condividevo, o tantomeno, non ci legava, potevo essere più da istruzione. Avevate delle idee diverse? Sì, il calcio lo intendevo diverso, la apro e la chiudo subito, non posso sentire un allenatore, come si ripete anche adesso, che si va a Venezia, però il mio obiettivo è allenare l'Inter. Allora se vuoi allenare l'Inter non venire né a Crotone né a Venezia. Aldo Cenemo voleva farti una domanda, prego Aldo. Che hai detto tu a me mi convince e ti do un altro dato. Noi l'anno scorso perché abbiamo vinto i playoff? Perché siamo andati a gennaio, a dicembre al mercato di riparazione e abbiamo preso giocatori importanti, perché abbiamo visto che c'era una carenza in alcuni ruoli, allora bisogna da adesso trovare il modo, perché io sono convinto che ci salveremo, perché il presidente è un ragazzo bravo e sa quello che fa. Trinchera è bravo, un presidente che vince un campionato come l'ha tutto, però lui deve capire che purtroppo siamo in Serie B e lo deve far capire anche allo suo staff, probabilmente. E poi c'è un'altra cosa e chiudo, a me dà fastidio che a Cosenza devono venire sempre gente da fuori. Noi abbiamo valle di professionisti capaci, come direttori sportivi, direttori generali, ce ne sono tanti, perché dobbiamo andare a prendere gente da fuori? Valorizziamo i nostri, cavolo! Ma quando ce lo mettiamo in testa questo? Ma sono stati valorizzati i nostri, poi siamo andati via, no? Vabbè, hanno fatto carriera, sono andati via. Ha bisogno di voi, ha bisogno di tutti. Allora, scusatemi, vogliamo sentire non Antonio? Non parlo più, Oggi ti ho trovato carico. Vabbè, ma lui è sempre carico. Vengo dalla capitale, quindi lui è sempre adrenalinico. Prima Antonio Claus e poi nel frattempo, e da qui a qualche minuto, Enzo Leonetti, rimettimi in collegamento con il collega di Gazzetta del Sud Vittorio Scarpelli per vedere se è terminata la partita tra Reggina e Siracusa a Lorenzone di Rende. Era 1-0 il risultato parziale con gol di Franchini della Regina. Vai Antonio. Su che argomento, Franco? Sugli argomenti che hanno, su quello di Eugenio, insomma, sull'esperienza, sulla managerialità, sul professionismo. Sì, ma io allora prendo spunto da ciò che ha detto Aldo. Ti ha detto che in Belgio è stata un'ottima esperienza. Io prendo spunto da quello che ha detto Aldo prima, parlando di una rete di osservatori in grado di poter rintracciare sul territorio e anticipare società calabresi che comunque riescono ad avere un flusso verso loro stesse di calciatori
di prospettiva, che poi di prospettiva non è che vuol dire che debbano arrivare in Serie A, in Serie B. Se tu hai un giocatore di prospettiva che poi gioca anche in Lega Pro e tu lo cedi per poche decine di migliaia di euro, comunque tu ammortizzi un investimento. Non è che per forza devi vendere 4 miliardi e mezzo Morrone, cioè ci sono tante vie di mezzo tra un calciatore che gioca in Lega Pro e Stefano Morrone. Parliamoci chiaro. Il problema, questo si chiama struttura organizzativa, molto banalmente. Quindi benissimo. Io sono sicuro che il Presidente la darà presto, però ancora una volta sposo quello che ha detto Aldo, va punzecchiato a dov'è. La telefonata l'abbiamo con Scarpelli, Enzo? Vediamo se riusciamo... C'è la telefonata? Vediamo un attimo se ci colleghiamo con Lorenzon. Di Rende. Eugenio, allora poi andiamo a vedere nel finale i gol del Catanzaro, vediamo i gol anche della Vibonese. Quelli del Rende li abbiamo visti, vediamo se riusciamo a collegarci con Vittorio Scarpelli a Lorenzone di Rende. Grazie Leonetti, se no nel frattempo andiamo avanti. Ma mentre che aspettiamo vorrei mandare proprio un invito al Presidente, credere anche in costruire qualcosa, perché questo è un errore anche dei Presidenti precedenti. Sì. No? A Crotone, devo dire la verità, ci sono riusciti a fare un piccolo centro sportivo. Tu parli dei... Forse siamo stati io e adesso Nicola... c'è il sindaco di Cosenza che c'è intenzione di fare questa cittadella, Aldo ne ha parlato la volta scorsa. Non è colpa di Guaraci, mi fermo perché sennò anche questa è una colpa di chi è stato Presidente negli anni. Non si è mai creduto, no, di fare un benedetto centro sportivo, perché non è possibile che la prima squadra, giustamente lui ha detto una cosa giusta, dall'erba al sintetico al balcino. Ci sono eccolo qua, dei difetti passatemi un po' in... Grazie Eugenio, forse abbiamo... Ecco qua, abbiamo in linea Vittorio, pronto Vittorio Scarpelli? Sì, eccoci. La partita volge al termine, intanto c'è nell'ultimo minuto di recupero un'espulsione per il Siracusa Vasquez, gioco pericoloso, è stato espulso. Ma tra 20 secondi la Regina conduce sempre 1-0, grazie al gol di Franchini, un gol realizzato al 17° minuto, il nuovo entrato Franchini che ha sostituito tra i due tempi San Domenico, ha trovato il guizzo giusto su un cross di Ungaro di testa, ha battuto il portiere Gomis. Complessivamente grazie a una ripresa molto più gagliarda la Regina sta meritando comunque questo successo, manca davvero poco, io penso che l'arbitro battuto il calcio di punizione fischierà alla fine. Franco, dimmi tu se possiamo attendere. Sì, possiamo attendere, nel frattempo mi dici che impressione hai ricavato di questo Siracusa che sarà il prossimo avversario delle Rende. È finita in questo momento? È finita, ha vinto la Regina. Sì, l'ha vinto la Regina 1-0, gol di Franchini al 17°, un Siracusa che mi era apparso, aveva destato un'ottima impressione per larghi tratti del primo tempo, ma nel secondo non ha davvero fatto nulla, le mani di Convente sono completamente immacolate, e dire che gli aretusei hanno sfiorato il gol nel primo tempo anche a più riprese. Benissimo. Una buona regina nella ripresa, probabilmente insomma fronteggerà un Siracusa che non ha offerto il meglio di sé, sicuramente qui a Lorenzo no. Grazie Vittorio, buon lavoro, grazie per essere intervenuto con noi. Grazie a voi. Saluto agli amici di Gazzetta del Sud, grazie. Allora, torniamo in studio. Enzo Leonetti, mi mandi il prossimo turno per favore della Serie B per dove militano Cosenza e Crotone. Prossimo turno Serie B, il Cosenza giocherà in casa contro il Foggia, lo abbiamo detto, sabato alle 15. Eccolo qua. Allora, abbiamo Ascoli Carpi e Benevento Livorno, poi Cittadella Brescia, Cosenza Foggia, Crotone Padova, Lecce Palermo, Salernitana Perugia, Spezia Pescara e Venezia Hellas Verona. Questa è la prima di Zenga in un derby. Vogliamo andare a vedere la classifica generale, Leonetti? Così poi, dopo aver visto la classifica, ci mancano 3 minuti, mi fanno cenno dalla regia. Ecco qua, la classifica generale, conduce il Pescara con 15 punti, poi a seguire Verona con 13, a seguire ancora Lecce e Spezia, mentre per quanto riguarda le calabresi abbiamo detto che il Crotone c'ha 7 punti e il Cosenza è praticamente con 4 punti insieme al Foggia, e sabato alle 15 al San Vito Marulla ci sarà questa sfida tra Cosenza e Foggia. Abbiamo un minuto a testa, mi dicono dalla regia. Un minuto sul Foggia. Cosenza Foggia e Crotone Padova. Ho detto prima, sarà una partita importante sia per il Cosenza che per il Foggia. Ahimè, attenzione al Foggia, perché non è solo la paura degli ultimi risultati, è una squadra ben attrezzata.
Sicuramente non sarà un bel ricordo per i cosentini, però devo ammettere anche un bravissimo allenatore nella persona di Grassadoni. Di Grassadoni, un ex, sì. Tra le altre cose, Antonio? Due partite, a mio avviso, con favori del pronostico differenti. Da un punto di vista potrebbe avere più pressione il Crotone, perché da favorito deve per forza di cose portare a casa i 3 punti. Il Cosenza non è chiaramente favorito contro il Foggia, però deve ugualmente fare il risultato, e proprio questo suo status di non favorito può alla fine giocare a favore di Piero Braglia. E sperando che ci sia insomma tanta gente. Assolutamente, quello credo che non mancherà. Aldo Cenno, ma allora 2 parole sul Cosenza e 2 sul Crotone per Crotone-Padova. Difficile, il Cosenza deve giocarla con molta accortezza, con molta attenzione, non deve, perché abbiamo una squadra che è in grande forma, cioè il Foggia ha recuperato già la penalizzazione che ha avuto. Ha recuperato Iemmel. È una squadra forte, però il Cosenza ha tutte le carte in regola per potersela giocare alla grande di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni, secondo me. E auguro al Crotone, perché mi piacerebbe che il Crotone quest'anno facesse anche un bel campionato, e se dovessimo di nuovo avere una squadra in Serie A non mi dispiacerebbe, anzi sono favorevole che il Crotone lo possiamo vedere il prossimo anno in Serie A. Grazie. Allora però ricordo, io volevo dire anche la mia. Guardando i numeri, questo Foggia è una squadra che segna, ma subisce tanto, la peggiore difesa del campionato. Il miglior attacco e peggiore difesa. Il miglior attacco il Foggia è peggiore difesa. È la squadra che tira di più in porta. Benissimo, è una squadra che comunque ti lascia giocare. Ok, allora grazie ad Eugenio Caligiuri. E grazie al nostro amico di Cosenza Channel Antonio Clausi. Ciao a tutti. E grazie naturalmente ad Aldo Cenno. Tutto da parte di Franco Segreto. Noi ci rivedremo lunedì prossimo 22 ottobre. Naturalmente parleremo che saranno state le partite che hanno giocato le calabresi, sia per quanto riguarda la Serie B, quindi Cosenza Foggia e Crotone Padova, sia per quanto riguarda anche la Serie C. Arrivederci, restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.